Buongiorno a tutti, siamo in una nuova intervista organizzata da AveCor, Associazione Veneto Corale, che come sapete sono periodicamente una volta alla settimana promuove queste interviste con maestri, autori, direttori, insomma svariati musicisti. Oggi sono molto contento perché intervisto un amico, un bravissimo musicista, un bravissimo maestro e compositore. Stiamo parlando del maestro Andrea Dal Paus, che vi leggo velocemente perché insomma il curriculum sarebbe enorme e lungo, ma sintetizziamo proprio in 5-6 righe. Andrea Dal Paus ottiene il diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale, laurea in lettere a indirizzo artistico presso l'Università di Venezia. Dal 1990 promuove progetti di educazione musicale per le scuole, cori e associazioni culturali. Dal 1991 al 1995 è co-direttore del coro polifonico Amorianum. Dal 1992 al 1998 è fondatore e direttore del Venice Gospel Ensemble. Dal 1998 invece è fondatore e direttore del, io aggiungo, prestigioso e bravissimo coro Joy Singers, con il quale ha realizzato 7 CD, l'ultimo poco tempo fa, e dopo ne parleremo, e svolge un'intensa attività concertistica. Ha collaborato con importanti cori e partecipato a programmi radio e TV. Autore di testi e musiche per percorsi didattici e allestimenti teatrali per bambini, dal 2017 al 2020 è membro della Commissione Artistica di Finiarco. Quindi insomma abbiamo capito che è veramente un grande personaggio e siamo totalmente orgogliosi perché è anche Veneto poi tutto, quindi insomma fa parte della nostra terra, del nostro territorio. E quindi andiamo ad ospitare con grande gioia, ecco qua, l'amico Andrea Dal Paus. Ciao Andrea, come stai? Ciao Cristiano, tutto bene? Bene, ti vedo in grande, ti vedo in grande spolvero con i capelli tagliati, non ti avrei neanche riconosciuto fuori. Comunque, vabbè, insomma, dai. Nessuno, ma capelli corti e maschera, vado in giro ormai, sono anonimo. Vabbè, guarda, sono molto contento di essere io ad intervistarti perché insomma mi fa piacere, insomma tu sei stato ospite anche da me più di qualche volta e questo mi fa piacere perché insomma sei una persona oltretutto anche giovane, quindi hai sicuramente tante cose da dare ancora, tante ne hai fatte e tantissime con l'augurio di tutto il bene che ti posso dare, che tu possa fare ancora tanto di più. Allora guarda, facciamo per una cosa proprio velocissima che è un po' la domanda di rito, no? Cioè il fatto di come hai iniziato, cioè come ti è venuta questa grande passione per la musica? Ma devo dire che non ho certo un percorso accademico. Ho cominciato molto tardi, non vengo da una famiglia di musicisti, per cui mi sono iscritto al conservatorio molto tardi e poi lì tutta una serie di problemi burocratici perché per fortuna ho frequentato il liceo artistico, il liceo musicale sperimentale che c'era in quegli anni, un'esperienza meravigliosa. Ma poi ci sono stati proprio grossi problemi burocratici e quindi sono stato costretto a lasciare il conservatorio. È stata un po' così, una mazzata. E quindi da lì poi ho cominciato, la passione per la musica era tanta e quindi ho cominciato a fare un mio percorso non accademico di pura curiosità. Ho avuto la fortuna poi di viaggiare tantissimo proprio in giro per il mondo, quindi ho raccolto un po' di idee e poi avendo studiato storia dell'arte ho combinato la cura per l'attenzione ai particolari, il vedere le strutture, il vedere cosa sta dietro un'opera d'arte e quindi mi è restata questa passione. Del conservatorio, salvo la bellissima esperienza del liceo musicale e mi è restata una passione incredibile per il canto corale, quello sì, il canto corale e l'armonia. Mi piaceva da matti fare gli esercizi di armonia. Allora, guarda, allora, leghiamoci un po' a questa cosa, no? Cioè, siamo arrivati in un punto in cui tu vai alla riscoperta dell'armonia, che un po' insomma è la regola, no? Sono regole. E allora, da musicista, a un certo punto hai l'esigenza di comporre, no? Quindi comporre qualcosa di tuo. Credo che il passaggio non sia facile, cioè, nel senso che sicuramente c'è bisogno di tanto studio e anche tante idee, no? Tante idee in testa che non è, insomma, lo sappiamo, mi insegni tu che lo dici sempre, io lo dico sempre quando ho la possibilità di dire, c'è musica bella e musica meno bella. Allora, è chiaro che la cosa è soggettiva, no? Nel senso che dopo a uno magari piace di più, una piace di meno, ma quella lì è una cosa normale. Però quello che dico,
come mai dentro di te hai avuto questa esigenza per dire: "Okay, adesso parto, mi metto lì con la matita in mano, il pentagramma e comincio a comporre"? Mh. Ma penso che sia, sai, da ragazzini cominci a suonare con gli amici la tastiera e l'altro la batteria, poi in parrocchia facevamo degli spettacoli teatrali per cui con un amico scrivevamo noi tutte le musiche, i testi, eccetera. Per cui fai tanta gavetta in palestra e poi era proprio, non so, questa curiosità, come dicevo prima mi piaceva l'armonia, la curiosità e l'avventura di trovarsi di fronte a un rigo vuoto e tu devi riempirlo, ovviamente seguendo le regole, perché non è poi che non abbia studiato proprio niente. Segui le regole e poi devi cercare di romper le regole o comunque, trovar qualcosa di significativo che deve saltar fuori. E mi piace l'idea proprio del segno, cioè questi segni così strani che in realtà sono un pensiero musicale, che tu sai poi di suono nell'aria e da un foglio vuoto arriva qualcosa. Quindi Beh, a parte che son parole bellissime, sembrano cose tratti da una poesia, però, credo che la musica sia questa, no, cioè il fatto di, alla fine, è un nasce qualcosa, no, cioè con la matita in mano ti metti lì e un po' alla volta nasce, no, sì. nasce, qualcosa di tuo, no, qualcosa di tuo e dici: bello, magari la prima volta è così un po' particolare, dopo un po' alla volta cominci a trovare anche un tuo stile, giusto? Sì, ma guarda, se vedo, se do un'occhiata agli spartiti, ho tutti gli spartiti praticamente, tutte le brutte copie, ho un archivio enorme di cose che ho fatto, anche di sciocchezze fatte così per sperimentare, mi sentivo il grande compositore. E se vedo solo quasi con tenerezza la grafia, cioè proprio la calligrafia, il modo di scrivere incerto, ridicolo, così buffo, infantile, e come scrivo adesso così, cioè proprio c'è un'evoluzione e per fortuna, cioè il bello di fare un percorso. Ti faccio un esempio molto semplice, penso ci sia sempre un parallelo nella musica con nello scriver musica, con quando cominciamo quando impariamo da bambini a scrivere. Se pensi a un bambino cosa fa? Imita, copia dei segni alla lavagna della maestra. Adesso ci sono i tablet, quello che vuoi, ai nostri tempi c'era la lavagna Chiaro, e si sì, infatti. copiavano e scrivevi le aste, poi le A e poi le B, eccetera. Poi copi, poi c'è il trascrivere, cioè dalla brutta copia alla bella copia, poi c'è il dettato, ti dettano e quindi tu impari ad ascoltare i suoni, perché i suoni devono avere un significato grafico, poi devi trasporli graficamente. E poi cominci a scrivere dei pensierini, che è l'elaborazione di quello che è per la testa, e lì si comincia a vedere se il bambino ha più talento creativo, se il bambino è bloccato in qualcosa, se si esprime liberamente, eccetera. Da lì tieni un diario, magari no, alle superiori, da lì scrivi magari una poesia perché sei innamorato quel giorno, ti senti anche poeta, e poi quelli più bravi scrivono anche un libro, osano scrivere anche un libro. La musica è la stessa, se uno copia, trascrive, è curioso, e poi è un'urgenza, un'esigenza che... No, no, ma infatti. Ma sei anche tu uno di quelli che va in giro con il blocchetto pentagrammato e ti viene magari sei in laguna con sopra il vaporetto e ti viene in mente una roba e la scrivi? Ti Guarda, succede? mi succede allora spesso e non raccontiamo le palle dei come dire, dei compositori bohemien che bevono assenzio tutto il giorno e immesi in briaghe hanno l'ispirazione sopra i tetti di Parigi, cioè, può succedere una volta qualcosa di simile, ma non è, cioè, il processo creativo è molto più complesso, insomma, è molto più sofferto. Però mi viene in mente un episodio, una volta che ho fatto il giro del mondo, proprio letteralmente sono stato via, ho fatto proprio il giro del mondo, in un aereo da, aspetta, era sì, ma in un aereo insomma transoceanico, cioè avevo tante ore, mi ero portato proprio per quel viaggio un blocchetto, mi avevano regalato gli amici, un blocchetto da viaggiatore con la copertina tutta bella così, con dentro il rigo, e lì non riuscivo a dormire, mi son messo a scrivere 'sto pezzo che è uno, dei pezzi che più, secondo me, son riusciti, che più mi piacciono melodicamente, molto semplice così, e Quindi l'hai quando anche realizzato poi, sì, l'hai sì, proprio poi l'ho realizzato quel realizzato, pezzo? sì, sì, messo su un disco, sì, sì. Quindi ogni tanto o se no, tante volte sai in vaporetto, qua io vengo da Murano, qui non so quante volte in vaporetto o anche andando al lavoro eccetera,
magari non proprio l'ispirazione così, però trascrivere delle cose a memoria e buttar giù delle idee, armonizzare un pezzo per la sera o per qualcuno che ti chiede un favore. Mi sono abituato, ecco, a non usare sempre la tastiera, ma a immaginarmi i suoni. Quindi sì, sì, Bello. sì, c'è questa cosa di Sì, sì. scrivere. Beh, diciamo che comunque il fatto di, immaginarti i suoni cantando cantando senza avere nessun tipo di strumento, poi insomma riguarda anche l'esigenza, chiaramente eri in aereo, non è che potevi avere un pianoforte di vicino, No, però no, comunque, cioè, vuol dire che comunque in ogni caso avevi l'idea, avevi l'idea in testa, e questa è una gran roba, eh. Ma sai, Questa è una gran cosa. è un esercizio, non penso di essere l'eccezione tra i compositori. Penso che in generale chi compone musica, studi talmente tanto, sia talmente dentro le note, faccia talmente tanto esercizio che in testa hai la scala, gli accordi, eccetera. Quindi, diciamo che poi se c'è un posto strano che ti porti qualcosa per annotarti qualcosa, succede perché in testa hai io non credo all'ispirazione romantica. Quel momento, quel barlume diciamo è magnifico, però vuol dire che 3 mesi prima ti sei lì che ti sei, macinato a cercare un'idea che non veniva fuori, ti senti la persona più inutile del mondo e quindi quel momento di creatività è solo il prodotto di, non so, 3 mesi di fatica. E dopo è vero Sì, che sì, magari la infatti. canzone vien fuori in 2 minuti, tecnicamente sì, ma l'hai Sì, sì, pensata sì. per 3 mesi. Infatti. Ma guarda, io ti dico che anche a me capita ogni tanto di ascoltare un pezzo e di, ehm, armonizzarmelo dentro mentre ascolto un pezzo. È una Mh-mh. cosa insomma che viene anche, attraverso l'esperienza insomma, no. Allora guarda, adesso parliamo di una cosa molto importante, cioè siamo partiti da come hai iniziato le tue composizioni. A un certo punto però sicuramente ci sarà lo stile di Andrea Del Paus, no. Allora tu, mi hai scritto nell'email per preparazione dell'intervista, mi hai scritto proprio dei punti così, e c'è una frase bellissima che si chiama La ricerca della meraviglia. Mh-mh. Mai scritto. Allora, a parte la frase che è bellissima, ma credo sia io e anche gli ascoltatori, secondo me, sono curiosi di sapere effettivamente qual è lo stile di Andrea Del Paus e soprattutto che cosa cerca il maestro Del Paus. Allora, quando ho scritto degli appunti appunto, scrivendo, La ricerca della meraviglia, non vuol dire che ho la presunzione di scrivere cose meravigliose. L'idea della meraviglia è dello stupore, no, se vuoi anche infantile, fanciullesco, così. Mi piace l'idea, che è quello che mi piace anche quando vedo un quadro o vado a vedere una mostra o leggo un libro o un racconto o così, è della sorpresa, cioè tu crei una struttura dove all'interno c'è qualcosa di inaspettato che crea meraviglia. Può essere la meraviglia può essere sia nell'infinitamente esagerato, barocco, ridondante, sia nella totale semplicità. Ti faccio un esempio di esagerazione: i fuochi d'artificio. Li abbiamo visti 1000 volte, noi a Venezia poi il Redentore è speciale, no, e ogni volta però siamo come bambini lì con la bocca aperta, incantati a dire proprio: "Oh!" E non vorresti che finissero mai 'sti fuochi d'artificio, e sai benissimo cosa succede, li hai visti 1000 volte. Oppure, se fai una passeggiata in montagna, tu che sei appassionato di queste cose così, tu sai benissimo che in quel periodo, in quel sentiero troverai quel tipo di fiore che sbuca in quel mese, eccetera. L'avrai visto 1000 volte, l'avrai illegalmente raccolto 1000 volte, anche se non si può, o comunque hai fatto la foto, no, però ogni volta ti sorprendi e sei contento. Facciamo un esempio molto banale: i tramonti. Per fortuna che ogni sera abbiamo un tramonto, no, e quante volte abbiamo visto un bel tramonto? Ormai Facebook è inondata di tramonti, anche troppo. Eppure ogni volta ci si ferma un attimo a godersi il tramonto. E quindi, Sì, sì, sì. quando scrivi, cioè allora il discorso dello stile, io mi piace l'idea di cercare dei racconti, mi piace l'idea del musicista come narratore. E il bravo narratore, e non so se io son bravo, ma, parliamo, dell'idea di un bravo narratore, è quello che ha i tempi giusti, che riesce, usando le stesse parole, nel caso di musicisti, usando le stesse note, perché alla fine poesia e note, dal do al do re mi fa sol la si e un po' di tasti neri, non è che ci sia tanto più in là. Tutti gli accordi son già stati scritti, tutte le parole sono già state scritte, quindi si tratta di avere il momento che chiamo un po' magico, l'intuizione, il momento di poesia in cui prendi quelle 3 note, ne bastano 3, a volte ne basta solo 1, però
con il certo timbro, con la certa parola che fa scaturire qualcosa di significativo per te e speri ovviamente anche per il pubblico. Quindi lo stile diciamo, questo mi piace molto, raccontare, quindi poi mi piacciono, le citazioni. Cioè, ho preso ispirazione dalla musica barocca, mi piace imitare e mi piace l'inaspettato. La meraviglia anche quando tu prendi un brano, lo arrangi, in un modo o lo scrivi in un modo e parti, non so, con un valzer e poi cambi e diventa, che ne so, un tango. Questo lo chiamo la meraviglia, cioè non sempre riesce, però quello è l'idea, ecco. Guarda, ti faccio sta domanda qua. Dopo sicuramente abbiamo un video che è una tua composizione. Dopo di questa domanda magari ce lo lanci tu, no? Sì. Allora, volevo dirti, ma secondo te, per quanto ti riguarda, ehm, c'è la possibilità che uno ascolti un brano e dica questo è Andrea Dal Paus, secondo te? Attraverso il tuo stile? Allora, mi è successo con qualche addetto ai lavori. Allora non son così famoso e conosciuto da aver gente, insomma, fuori dalla porta che mi aspetta per l'autografo e non è che i miei dischi siano conosciuti a livello mondiale. Però diciamo tra gli addetti ai lavori, c'è stata fatta questa considerazione e l'ho trovato un complimento che mi hanno detto: "Ah, che bello, questo è proprio un accordo alla Dal Paus", cioè ci son degli accordi, delle soluzioni armoniche che a me piacciono, che non le ho inventate io ovviamente, però che uso e mi è stato, qualche volta detto: "Che bello quel passaggio", oppure l'idea proprio dei cambi di stile, l'idea di rendere, magari, elegante una citazione, un passaggio così. Chiaramente io ho preso ispirazione come tutti, si ascolta, cioè se pensi ai grandi artisti, non voglio fare adesso il confronto con i grandi artisti, ma proprio come fatto pratico. Una volta si andava a bottega, no, alla bottega, cioè Leonardo, Michelangelo da bambinetti prendevano calci sul sedere e dovevano star zitti e copiare e andare a correre su e giù a far le cose degli altri, no, per prenderli e poi son diventati quello che son diventati. Nel nostro piccolo come compositori facciamo la stessa cosa. Io ho dei riferimenti che tengo cioè quando ho ascoltato la prima volta il concerto di Colonia di Keith Jarrett, è stato magnifico, poi l'ho riascoltato miliardi di volte e ci sono un paio di accordi, di passaggi che meritano, cioè per me il concerto poteva, limitarsi solo a quei 2 accordi Sì, 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 e infatti. quando posso li riutilizzo perché, mi muovono qualcosa dentro, cioè è proprio quello è soggettivo, però succede. Sì, La sì, cosa sì. bella dello scrivere della musica in generale è che hai a che fare con la musica praticamente, è incredibilmente evocativa, forse più di tutte le altre arti, ma non esiste, cioè non la vedi ma ti tocca dentro, fisicamente proprio ti tocca eppure non c'è. E e poi, scorre nel tempo, ma è, atemporale in tutti i sensi e soprattutto vive in un tempo mentale perché ti fa, ricordare o ti fa presagire qualcosa, ti preannuncia qualcosa che arriverà. È magnifico poter scrivere qualcosa su un foglio bianco, tenendo presente che poi il risultato potrebbe arrivare a suggestionare le persone in questo modo. Sì, sì. Poi è anche bello comunque sapere che qualcuno riconosce il tuo stile, no, capisci? Cioè dici: "Ma questo qua è dal Paus", no, cioè è sicuramente è una bella cioè, credo oltre alla soddisfazione vuol dire che comunque hai raggiunto lo scopo per far capire agli altri chi sei tu, insomma, a livello musicale. Questa qua è una Sì. bellissima cosa, eh. Questo sì, per me è sai una soddisfazione, soprattutto perché non avendo fatto un percorso accademico, io ho gran parte della mia vita ho vissuto un po' con vergogna e frustrazione il fatto di non aver raggiunto il pezzo di carta diciamo, no, ehm, la celebrazione accademica del tuo percorso di studi. Forse questo col senno di poi, forse in qualche modo è stato un vantaggio, sai, non si può mai dire è come il film Sliding Doors, sai, Sì, se sì, tu sì. scegli vai a destra non vai a sinistra, se vai avanti non vai indietro, bisogna scegliere nella vita. Il Sì. fatto che abbia preso parecchi calci e essere uscito dal mondo accademico, mi ha dato la possibilità di avere altri stimoli, il fatto di rispetto a altre persone ti dico sono un super fortunato perché ho viaggiato tanto, però è anche una scelta. Sai, non è che io navigassi nell'oro e tuttora non navigo nell'oro, però
tu dici: "Voglio andare in discoteca tutti i fine settimana?" No, mi metto via i soldi e quando son pronto vado, che ne so, a Londra 2 settimane. E così ho fatto, cioè, Sì, sì, sì. ehm, e quando viaggi conosci tanta gente, ascolti tanta musica, cioè, poi ti porti dentro delle esperienze. A proposito di ispirazione, ti resta un accordo, una suggestione. Una volta ero in un posto assurdo, si chiama Regno di Tonga, sono delle isole, in più in fondo della Nuova Zelanda, è proprio il posto più lontano che tu possa immaginare e non c'erano turisti, non c'era niente. È dove simbolicamente, dove burocraticamente c'è il cambio della data del nuovo giorno, no? E e lì ho ascoltato della musica in una chiesa e mi è restata per anni la magia di quel momento. A un certo punto ho scritto poi un brano che è nell'ultimo disco, molto semplice, a cappella, un brano di così ispirazione un po' africaneggiante, una specie di inno fatto solo su 3 accordi, che non c'è dubbio che è l'essenza di quello che mi son portato dentro per anni nel cuore, insomma, Sì, e sì, ma guarda, la cosa bella è che hai fatto, cioè si può dire che hai fatto il ricercatore. Cioè a me viene in mente a livello proprio professionistico al massimo di un musicista bravissimo che è il batterista dei Police, ad esempio, che è Stuart Copeland, che a un certo punto, dopo aver fatto l'esperienza con i Police, andò in Africa e andò a fare il disco che si chiama Rhythm Artist, dove lui prese tutte queste, andò là proprio a ricercare quello che erano anche le canzoni, i ritmi delle tribù, cioè robe, cioè, insomma, guarda che non è mica da poco. Ascolta, allora andiamo un po' ad ascoltare questo video velocissimo, insomma, dura 2 sì, minuti, che riguarda una tua composizione che si intitola chiaramente Veneziano, il prete rosso. Ce la spieghi okay. proprio in 2 secondi. Sì, era impossibile scegliere, cioè era difficile scegliere fra le tante cose, per cui, ho in maniera un po' provocatoria, ho scelto un brano che è, una pura imitazione dello stile vivaldiano o comunque settecentesco veneziano. Era adoro Vivaldi, adoro Venezia e Venezia del '700, per cui ho immaginato con la macchina del tempo di premere il bottone e cercare di trasportar me stesso e spero anche gli ascoltatori in una Venezia soleggiata. Immaginati un quadro di Canaletto, del Guardi o un affresco del Tiepolo, così 2 minuti di puro momento vivaldiano, con tutto rispetto per Vivaldi che ha scritto capolavori assoluti. Ok, allora andiamo all'ascolto. Insomma, beh, insomma, diciamo che ti catapulta proprio, cioè già, cioè, le immagini, Venezia e anche la musica sotto ti catapulta verso veramente questo
questo ambiente, che insomma, bravo, bravo, bello. Poi insomma, ci sono anche questi crescendi, diminuendi, proprio barocchiani, insomma, dai, Sì, è no, bello. ti dico, il fatto che io non sia accademico non vuol dire che non abbia studiato, cioè, Vabbè, sai, se sì. per romper le regole o per evitar le regole, devi sapere quali son le regole. E poi quando si scrive qualcosa e se vuoi evocare un'atmosfera, cioè, come dicevo la musica evocativa, se io voglio portare qualcuno in Sud America, che ne so, una danza colombiana, venezuelana, eccetera, devo avere il minimo della base per sapere cosa vuol dire. Cioè, se scrivo un tango devo capire che non è a tempo di rock. Se scrivo una habanera non Sì. posso eseguirla velocemente perché la habanera, era una danza sensuale e cubana, languidissima e che creava quell'atmosfera. A cubano tutto fuorché fretta, ti assicuro. Beh, Cioè, son sicuro. i No, ma è per momenti quello che ti dico che è bella un po', cioè la tua storia è bella perché è una storia di ricerca. mh. E questo qua secondo me cioè vuol dire tutto insomma, cioè la verità, la ricerca in questo momento storico si parla di ricerca scientifica, no, e nel tuo caso è stata proprio una ricerca quasi, ma tiriamo via quasi, proprio forse una ricerca etnica anche, no, a livello proprio delle nazioni, Ehm dei paesi con stili diversi, arti diversi a livello Sai, musicale, no? sì, è sicuramente una ricerca, ma, soprattutto proprio diciamo la curiosità, cioè la curiosità è sempre la base di ogni apprendimento. Cioè io son sempre stato molto curioso e molto attento. Quando vado in giro sono proprio un attento osservatore di quello che succede, sia dal punto di vista delle persone, del paesaggio, delle abitudini, eccetera. Poi magari non mi son specializzato perché, sliding doors uno non può far tutto. Come dicevi il batterista dei Police è andato lì a studiare certe cose, ho io un caro amico, un percussionista che è andato in Africa a studiare le percussioni africane, cioè ognuno si specializza, cioè tutto non si può fare, a meno che non ci si chiami Leonardo o Michelangelo o Bach, ma insomma tutto non si può Sì, fare. però Andrea, cioè credo che ricerca, cioè secondo me ricerca, curiosità e ricerca, cioè le 2 cose secondo me si Sì, uniscono, sì, sì. perché cioè è assolutamente importante. Ascolta Andrea, allora siccome il tempo è tiranno e dobbiamo allora, facciamo questa cosa qua. Allora, abbiamo parlato del tuo stile, abbiamo anche ascoltato uno dei tantissimi pezzi che hai composto. A un certo punto hai anche l'esigenza per arrangiare dei pezzi che oltretutto sono anche di stile pop, quindi Elton John, Sting, Queen, Billy Joel, poi hai fatto anche un'imitazione di Bella che è un pezzo tratto da Notre Dame de Paris, e poi bellissimo, l'ho anche mandato nella mia trasmissione, ma quindi vorrei legare gli ultimi 2 punti, cioè arrangiamenti, questa esigenza e i progetti che comunque sono dentro poi al tuo coro e non solo, insomma, ecco. Vai. Allora, gli arrangiamenti è per creare nuovo interesse e nuovo repertorio per il mio coro e in generale per i cori. E come dicevo, essendo curioso, mi piace l'idea di far vedere da una prospettiva diversa. Se pensi anche, parlando di stile e di arrangiamento, se pensi, non so, all'arte, tutti quanti hanno dipinto una natura morta e non ci si è fermati alla natura morta fiamminga. Poi è arrivato Caravaggio che ha rotto tutte le regole, è diventato lui la regola. Poi per 200 anni tutti dipingevano alla Caravaggio e poi arriva Braco, Picasso che fanno ancora una natura morta, ma è tutto sghembo, è tutto storto, ma non puoi dire che non sia una natura morta e che non abbia un valore, cioè ci si esprime in maniera diversa. Quando si fa un arrangiamento è proprio, secondo me, di nuovo la meraviglia di far vedere una natura morta, un quadro, una mela, da una prospettiva diversa. Il pubblico ascolta un brano, che ne so, natalizio, per decenni, per secoli li abbiamo ascoltati sempre in quella forma. Io mi son permesso, perché è anche un azzardo, bisogna essere un po' cialtroni anche ogni tanto, no, anche con ironia se vuoi, non bisogna prendersi troppo sul serio. Mi son permesso di usare il gioco e il teatro un po' in tutte le forme musicali. Quindi abbiamo fatto per esempio con il coro un bellissimo CD, di musica natalizia, con un mucchio di brani e non ce n'è uno che, ricordi lo stile dell'originale. Cioè White Christmas per esempio è diventata una bossa nova.
brasiliana, e ci sono dei passaggi armonici, ho rispettato assolutamente l'atmosfera generale, cioè l'idea generale, però il passaggio da un accordo all'altro non è ottocentesco, ma ci sono delle sostituzioni dei passaggi che sono jazzistici, che si usano a fare dei passaggi, insomma, a mettere due accordi di preparazione per arrivare al terzo accordo. E la cosa funziona perché so che nel jazz funziona, non vedo perché non possa funzionare per White Christmas. Sì, sì, Come per infatti. esempio ho preso un Gloria, facendo un medley di un paio di brani tradizionali, assolutamente baroccheggianti di per sé, e io ho fatto tutta una introduzione per voci che non esisteva. Mi sono immaginato Handel cosa avrebbe fatto lì, così una cosa molto handeliana, e le voci le ho fatte cantare con gli strumenti a fiato, Sì, cioè sì, imitato una fanfara handeliana, tipo sì. musica, sai, Un giochi, po', musica un po' tradizionale. settecentesca, insomma, un po' settecentesca. Assolutamente sì, e perché no? Cioè, Sì, 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 sì. Ascolta, adesso, siccome siamo proprio addirittura d'arrivo, dici un po' i tuoi progetti, quelli insomma che sicuramente hai nella tua grande mente allora, musicale, ma che progetti hai? Allora, il progetto che in questo momento mi sta molto a cuore perché era da 20 anni che ci pensavo, e purtroppo è stato messo un po' in stand-by, un po' congelato, da quello che è successo quest'anno, lo scorso anno, insomma. Quindi spero di avere la possibilità di riprenderlo, di promuoverlo. È una specie di storia, di microfiaba e micro-opera che ho scritto per i bambini tanti anni fa, che finalmente è diventato un libro illustrato. Illustrato magnificamente da una carissima amica e bravissima artista, Barbara Sant, ha fatto dei disegni meravigliosi. È la storia, ho preso i gelati al posto che i personaggi dell'opera, ho preso i gusti di gelato che si trovano in un frigorifero per fare una rivoluzione contro i bambini. Ed è una scusa, dal punto di vista didattico, per introdurre l'opera a un pubblico di bambini. Questo adesso lo sto facendo la traduzione in inglese, perché c'è un progetto per pubblicarlo in inglese. È stato cantato da uno dei cori più importanti d'Italia, il coro UT, diretto da Lorenzo Donati. Quindi è già fisicamente uscito, ma non è ancora distribuito, quindi quello è un progetto. Ho già fatto una versione poi Dixieland, in stile anni '20, da far cantare al mio coro, e poi voglio rispolverare i dischi che avevo fatto anni fa di musica mia, metterò a breve su Spotify, e poi appena ci sarà la possibilità, con i Joy Singers ovviamente, di riprendere l'attività, promuovere il disco che abbiamo pubblicato ma non è distribuito, anche questo è Joy 2020, proprio l'anno che sarà memorabile in tutti i sensi. E rispolvereremo una messa gospel che sto già facendo adesso, la rivisitazione, sto risistemando tutti gli arrangiamenti, una messa gospel che ho scritto 20 anni fa, sperando di coinvolgere altri cori per il progetto. E poi c'è un altro progetto che ho scritto tanti anni fa, che voglio rispolverare, ed è una fiaba per bambini che racconta la storia della musica afroamericana attraverso il diario scritto da una nota nera. È una piccola notina nera che nell'Africa si trova a uscire dall'ugola di una persona, di un africano che è lì, che vive la sua vita. Arrivano gli schiavisti, prendono tutti, li mettono dentro la nave, li portano in America, e sta notina che era uscita viene presa anche lei, buttata in nave, insomma, passa poi da un'ugola all'altra. Ogni volta che qualcuno canta, questa notina si sposta, e attraverso il diario, diciamo, di viaggio di questa notina, passano i secoli e si vedono tutte e un po' tipo alla Forrest Gump, sai, che si trova involontariamente in mezzo, stamattina inconsciamente, involontariamente racconta: "Ah sì, sì, mi son trovato qui, bravetta quella lì", e sta parlando di Aretha Franklin, o magari. Oppure Bellissimo, poi, si ricorda che quella volta hanno fatto tappa, che era la Giamaica, e quindi racconta di Bob Marley. Insomma, bellissimo. è una specie di fiaba così, è la scusa poi per, scrivere e raccontare tutta la musica afroamericana. Bellissimo, allora questo qua lo voglio avere, quando hai pronta sta roba, guarda, È vi è una prenoto già.
Già Pronta avevamo fatto uno spettacolo per bambini, avevamo fatto in un paio di scuole e a me piacerebbe che diventasse proprio anche quella una specie di pièce teatrale, qualcosa del Dai, genere. magari chissà, Sai, chissà. le Beh, idee ci sono, quello che manca è, come al solito, il soldo, nel senso lo purtroppo so, è lo so, lo so, triste, lo ma, so. se purtroppo, l'unico rammarico, diciamo, non solo di questo periodo, ma in generale, è che spesso chi ha il potere di decidere per l'arte non ha nessun interesse, cioè c'è proprio questo non sensibilità, questa incapacità o non volontà, chiamiamo dei politici, diciamo di chi governa, di distribuire, di mettere le persone in condizione di godere dell'arte, ecco. E chi ha il potere non usa questo potere per diffondere l'arte. È una Questo storia infinita, Andrea, è una storia sì. infinita. Dovremmo stare qua a parlare fino a domani mattina. Allora, io guarda, ti ringrazio perché è stata sicuramente un'intervista molto bella tra due amici, perché io insomma mi ritengo amico di Andrea Del Paus, e grazie per la tua professionalità, per tutto quello che doni alla coralità e non solo alla coralità. E siamo tutti quanti curiosi, sicuramente curiosi di vedere ancora, di ascoltare delle tue opere. Queste qua è una cosa che sicuramente non solo io, ma anche tanti altri aspettano, perché sicuramente ne hai tante e sicuramente è la prima volta che farai un concerto con Joy Singers, io sarò in prima fila anche per salutarti e anche per ascoltare i Joy Singers. Ti ringrazio. E quindi insomma grazie ancora e grazie anche a tutti gli ascoltatori di Avercom, stazione Veneto Corale, e alla prossima intervista che non vi dico chi sarà perché insomma ci sono sempre delle sorprese. Ok, grazie Andrea. Grazie Cristiano e grazie a tutti. Ciao, a presto.